In campagna i lavori non si fermano mai, ma quando inizia la bella stagione ovviamente si intensificano i lavori, l'attività agricola. Molto importante e fondamentale è la presenza di manodopera necessaria per le operazioni culturali. Il settore è disciplinato anche dal decreto flussi che consente anche l'ingresso di molti lavoratori extracomunitari. Ne parliamo con Danilo Misirocchi, presidente di CE Romagna. La Romagna grande produttrice di frutta e di verdura, quindi sente molto questa esigenza. Allora, com'è lo stato dell'arte a questo punto dell'anno? Lo stato dell'arte intanto in generale è drammatico perché ci sono aziende che stanno rinunciando agli investimenti per mancanza di manodopera. In questa fase dell'anno abbiamo già alcuni lavori che sono cominciati. Decreto flussi diciamo bene, nel senso che è migliorato rispetto agli anni precedenti, salvo che siano confermate alcune cose nei decreti applicativi, sono comunque insufficienti rispetto alle richieste che ci servirebbe un po' di più. Poi molto importante anche la tempestività con cui vengono applicate queste normative, perché a volte ci sono dei tempi tecnici molto lunghi, quindi il rischio di non avere necessità e di avere appunto non sufficiente manodopera nel momento più opportuno. Infatti la tempestività è l'altro grande problema. Quest'anno anche qui c'è stato un miglioramento, però i 60 giorni del decreto sono ancora troppi. Difatti noi chiediamo di ridurre a 15 giorni questo tempo e soprattutto troviamo che un tema serio come il lavoro non possa essere affrontato con un click day che di fatto è una lotteria. Un altro dettaglio è cercare di ancorare le aziende agricole, quindi fidelizzare il personale, perché poi questo dà una garanzia di continuità nel lavoro. Questo è un altro problema. Noi lavoriamo su una proposta che, siccome quando parliamo di lavoratori agricoli parliamo soprattutto di extracomunitari, noi crediamo che bisogna intervenire molto dal punto di vista normativo, quindi oltre al decreto flussi abbiamo bisogno di riconversioni perché abbiamo bisogno che la gente rimanga tutto l'anno e abbiamo bisogno soprattutto anche che siano semplificate i ricongiungimenti familiari, in quanto questo qui è importantissimo. Uno dal punto di vista umano perché la gente tende a voler stare con i propri familiari, ma anche dal punto di vista economico perché vuole dire che i soldi guadagnati sul territorio non vengono mandati in altri territori e dal punto di vista della fidelizzazione della manodopera perché chi poi è qui con la famiglia tende a radicalizzarsi sul territorio, cosa che oggi non succede perché spesso manodopera raggiunto un po' di formazione poi se ne vanno in altri paesi. Ecco, Presidente, a proposito di formazione, la formazione è molto importante per operazioni culturali a volte anche non semplici, quindi e anche c'è un approccio culturale diverso, insomma, molte volte in quelle che sono le nostre campagne rispetto ai paesi di provenienza, insomma, di questi lavoratori. E come si può affrontare questo argomento? Allora, secondo noi la formazione è fondamentale, uno non solo quella professionale che comunque si acquisisce, ma anche per le varie abilitazioni sulla sicurezza, i patentini per l'uso degli fitofarmaci piuttosto che guidare i trattori, che riteniamo che questa qui debba essere pubblica, in quanto ci sono soldi che comunque tornano alla comunità europea per la formazione che non sono spesi in questo paese. Pubblica perché il lavoratore di solito a cui spetterebbe non lo fa e se lo paga l'azienda poi con queste qualifiche c'è una forma di sciacallaggio che te le fa fuori il vicino. Poi la formazione è anche sulla lingua che spesso è una barriera e secondo noi ci dovrebbe essere, per quello che dicevi tu, anche sulla cultura del lavoro perché chi viene da altri paesi spesso hanno un approccio molto diverso rispetto a quello che serve a noi e anche queste cose qui si possono insegnare con la formazione. Che vuol dire questo approccio dare continuità al lavoro, quindi molte volte non viene percepito in questo modo da lavoratori che magari provengono da altri paesi. Sì, noi a volte sentiamo di lavoratori che dicono io adesso
soldi li ho, ma dopo torno quando ho bisogno, è diverso, tu bisogna che vieni quando ho bisogno io, perché poi le pesche mi vanno per terra, insomma, per banalizzare il concetto. Presidente, allora, questi sono i temi, diciamo, molto importanti, li approfondiamo anche andando in un'azienda di un agricoltore per sentire quali sono direttamente sul campo anche queste problematiche che sono state anticipate da lei. Siamo in pieno periodo di potatura, mi trovo nelle campagne del Ravennate, Conventello per esattezza. Questa è l'azienda di Andrea Graziani. Buongiorno Andrea, allora tu sei un giovane agricoltore e in questo momento insomma le operazioni di potatura sono molto importanti perché si prepara la pianta per la produzione futura, no? Questo ci dicono insomma e poi voi ne avete la consapevolezza, quindi l'importanza di potare bene e soprattutto avere la dimestichezza in questa operazione molto difficile. Andrea, noi abbiamo affrontato questo tema perché in campagna, specialmente nei periodi della raccolta, ne abbiamo già parlato, ci sono delle punte, no, di lavoro e quindi c'è la necessità di avere disponibilità di personale per raccolta ma anche potatura in questo caso. Allora, quali sono i problemi e le problematiche che voi affrontate nel corso dell'anno appunto per raccolta e altre operazioni culturali? Le problematiche sono proprio il reperire la manodopera. Il lavoro agricolo è un lavoro dove ci sono dei picchi di richiesta di manodopera, specialmente per le raccolte, specialmente per certe operazioni come la diradatura, insomma, dove tu hai bisogno per un breve lasso di tempo di tanta manodopera, tante persone, e quello è il problema del reperimento. Mentre nel periodo invernale ci difendiamo, tra virgolette, perché abbiamo più tempo a disposizione per poter appunto eseguire le potature. Nel periodo estivo, primaverile estivo, lì c'è la concentrazione dei lavori e purtroppo è fatica a reperire la manodopera. Le aziende piccole fanno ancora più fatica rispetto a quelle più strutturate perché hanno appunto garantiscono poche disponibilità di manodopera agli operai, mentre quelle più strutturate insomma garantiscono un lasso più ampio di lavoro, quindi le aziende piccole come la mia, diciamo così, è quella più soggetta a questa problematica. Ecco. Quindi è molto importante anche offrire l'opportunità ai lavoratori un periodo molto lungo, perché molte volte vengono anche da lontano, quindi non possono magari spostarsi per pochi giorni, però se l'azienda garantisce diversi mesi, quindi è un vantaggio anche per loro, perché naturalmente è la loro professione. Esatto. Poi c'è anche un problema di formazione del personale che è molto importante, quindi noi stiamo parlando di potatura in questo momento, la potatura è l'operazione più difficile in assoluto, no? La raccolta è un po' meno difficile, però la potatura richiede grande professionalità, sì, perché da pianta a pianta c'è una grande differenza, quindi bisogna saper conoscere anche e distinguere questo dettaglio. Sì, la formazione è un altro fattore, perché comunque noi abbiamo a che fare con la stragrande maggioranza di manodopera extracomunitaria, quindi manodopera che non è formata. Se non è manodopera extracomunitaria che è già da anni che lavora in Italia, allora è già formata, però ovviamente chi ce l'ha se la tiene, insomma, diciamo tra virgolette. La nuova manodopera va formata e appunto ritorno di nuovo al discorso che facevo prima, le aziende più piccole come le mie fanno fatica a formare personale perché il lasso del lavoro, il periodo di tempo è molto limitato. Tu quando parli di aziende di piccole dimensioni, insomma, faccio un riferimento alla tua impresa, che è fruttiviticola. Quanti ettari hai complessivamente? Io ho 17 ettari, io lavoro in società con mia sorella, quindi noi siamo già praticamente 2 unità attive, quindi dobbiamo integrare con un po' di manodopera, quindi la manodopera ce l'abbiamo solo in dei picchi, perché tanto lavoro lo facciamo io e lei, e lì sorge il problema, perché il picco fai fatica a reperirlo.
ovviamente chi viene si vuole garantire un lavoro, insomma una stagione lunga, perché ovviamente qua hanno tutte le ragioni, insomma devono lavorare, e lì sorge un po' il problema. Poi c'è stato il problema anche della pandemia, no? E questo ha rallentato un po' i flussi migratori, e qui avete dovuto insomma, ricorrere anche a personale, come devo dire, insomma, che era già presente sul territorio, sì, con grandi difficoltà, sì, perché sempre meno. Sì. Infatti prima della pandemia la problematica della manodopera si iniziava a avere i primi sentori che c'era il problema, però non era così sentito, insomma, non era una problematica così importante. Con la pandemia, unita anche alla problematica del reddito di cittadinanza, cioè è stata una miscela esplosiva. C'è stato periodo pandemico, praticamente non si trovava personale. E come avete fatto? Una roba spettrale. Ci siamo arrangiati. Ci siamo arrangiati chiedendo quasi, non dico porta a porta, ma insomma contattando un po' tutte le persone che si conoscevano e i social, insomma un po' tutti i contatti per vedere di avvicinare, insomma, del personale alle aziende, insomma, a spendersi per darci un po' di manodopera. Ecco. Andrea, tu sei un giovane agricoltore, un tempo, magari adesso sempre meno, gli studenti, specialmente nel periodo estivo, andavano in campagna per la raccolta, adesso non dico per la potatura, che richiede appunto, è un percorso diverso. Ancora ci sono ragazzi che nel periodo estivo cercano di fare lavoretti anche per, insomma, raccimolare 2 soldini per magari andare in vacanza? Pochissimo. Direi che è un fenomeno, almeno qui nella nostra zona, quasi azzerato. I giovani non si avvicinano più a quei lavori lì che anni fa, insomma, alla mia età, insomma, era una cosa quasi abituale andare a fare i lavoretti estivi. Un po' perché adesso c'è anche una problematica, come devo dire, di assunzione di manodopera non maggiorenne. E quindi già questo è un fattore importante. Secondo me manca anche una cultura, diciamo così, già che viene dalle scuole, diciamo così, per avvicinare gli studenti comunque al mondo del lavoro. Poi questo non vuol dire che uno deve andare a lavorare immediatamente, comunque può proseguire il suo corso di studi formativi, università o quello che è. Però manca proprio, secondo me, una cultura, si sta perdendo negli anni, una cultura che dovrebbe dare, secondo me, anche alla scuola, di avvicinare i giovani comunque al mondo del lavoro, che sia agricolo, che sia industriale, che sia qualsiasi tipo di lavoro, insomma, ecco. Ovviamente quello agricolo si adattava meglio perché, insomma, veniva in un periodo in cui gli studenti erano a casa, quindi certo, era più facile. Ecco. Senti Andrea, quest'anno noi tutti gli anni, negli ultimi anni, insomma, il cambiamento climatico ha accelerato a volte la ripresa vegetativa delle piante. Sì. Quest'anno, diciamo a metà febbraio, fine febbraio, secondo la tua percezione come sta andando? Abbiamo delle belle giornate, anche se ancora fredde, però grande luminosità, questo può fare presagire qualcosa? Allora, diciamo che abbiamo avuto un ritardo dell'inverno, perché abbiamo avuto un mese di gennaio abbastanza caldo, diciamo. Poi febbraio, insomma, è partito con un abbassamento importante delle temperature, che va benissimo. Eravamo un po' preoccupati, diciamo che dicembre e gennaio eravamo un po' preoccupati, perché se continuava una situazione del genere con non abbassamenti della temperatura poteva essere un anticipo della primavera ancora peggio di altre annate. Adesso guardavo proprio le piante stamattina, mi sembra che siano più o meno nella norma. Ovviamente queste giornate qui non aiutano nel lavoro, perché comunque si lavora bene, però comunque ci sarebbe bisogno ancora di freddo e non di giornate così luminose, perché l'abbinamento di luce e comunque temperature gradevoli è ancora, insomma, non andrebbe bene in questa fase. Sarebbe meglio che fosse più per il prossimo mese, ecco, quello più idoneo. Vabbè, insomma, noi, però comunque i cambiamenti climatici li conosciamo e purtroppo
ci dovremo adattare. Lo ripetiamo tutte le volte, insomma, l'agricoltura e l'azienda agricola è una fabbrica a cielo aperto, quindi bisogna insomma accettare quello che viene. Grazie Andrea, e noi proseguiamo con la nostra programmazione.